Il quartiere che sta intorno alla via Cavalieri Magazzini Cannatello è stato privato di un servizio essenziale che incide sul benessere e la salute dei cittadini. È stata infatti chiusa la farmacia San Gregorio, allocata nei pressi della chiesa, che era un riferimento importante per l'intero popolosissimo quartiere, che conta un grande numero di residenti durante la stagione invernale e che è perlomeno raddoppiato, se non triplicato, durante la stagione estiva. La farmacia era una moderna e attrezzata struttura diventata punto di riferimento immediato per i residenti e non solo, perché è immediatamente pronta a soddisfare bisogni e necessità in tema di salute, facilitando ai cittadini con un servizio di prossimità che evitava a molti e anche a tanti anziani di doversi recare in altre zone più distanti e ad alta densità di traffico, esponendoli a maggiori pericoli e disagi. Che le forze in campo, prefetto, sindaco, ASP di Agrigento, assessorato alla sanità, unitamente ai titolari della farmacia, trovino in tempi brevissimi una soluzione urgente per il quartiere, lo dice in una lettera aperta il parroco a nome dell'intera comunità di San Gregorio. Ci sentiamo disorientati, continua il parroco. Avere appreso che la farmacia sia stata chiusa da un giorno all'altro ci lascia un senso di preoccupazione ed abbandono. Non conosciamo le motivazioni e non abbiamo le competenze per saperle, ma tantomeno sappiamo di chi sia la responsabilità. Raccogliamo però lo smarrimento di un intero quartiere e la preoccupazione che lungaggini burocratiche possano avere un unico risultato, cioè quello di privare la zona di un servizio essenziale. Un appello accorato del parroco che conclude: chiediamo a tutti di non essere abbandonati, chiediamo risposte e abbiamo diritto ad averle in tempi brevi. Non sosteniamo le ragioni di nessuno e ci spinge solo una priorità: che questo quartiere abbia la farmacia. Certo, a noi appare quantomeno strano che alla struttura sia stato consentito di aprire, di gestire per alcuni mesi l'attività e poi qualcuno si è accorto che qualcosa non andasse facendola chiudere. Ci chiediamo, non sono stati accertati da parte degli organi competenti i requisiti nella fase di controllo di documentazioni e concessione delle relative licenze? Se così fosse, sarebbe davvero molto grave, perché evidenzierebbe una imperizia da parte di chi poi ha dovuto fare dietrofront. Vediamo nei prossimi giorni cosa accadrà.